l'ipotesi di portare il Gran Galà a Padova, io ovviamente ne ero felicissimo e abbiamo pensato subito a questo posto che io considero meraviglioso. Tranquillizzo chi mi ha preceduto nel dire che i ragazzi sopra non sentono niente, perché veramente sonorizzato molto bene, di questo ne siamo contenti. Io volevo cominciare prima di fare i ringraziamenti a tutte le autorità presenti, sia sportive che civili, che voglio salutare. Il mio primo pensiero va a Marcello Cestaro, al quale credo che vogliamo tutti quanti mandare un abbraccio grandissimo, perché oggi sappiamo che ha avuto purtroppo questo gravissimo lutto, e quindi nel momento del Gran Galà, nel momento della festa del basket del Veneto, credo che un applauso e un abbraccio in un periodo della sua vita si è diviso tra il basket e il calcio, proprio qui a Padova, ha fatto delle grandi cose, ma il basket continua e spero che continuerà a farlo per tanti anni, delle cose straordinarie a Schio. Volevo iniziare con Roberto Nardi perché è giusto ringraziarlo per tutto quello che fa per il movimento del basket del Veneto, e ringraziarlo personalmente, lo ripeto, per aver scelto Padova come location. Mi auguro che ci potranno essere tantissime altre possibilità e tantissime anche disponibilità, che ti anticipo, da parte dell'amministrazione comunale, per mettersi a disposizione dello sport in genere, ma del basket, perché il basket, come abbiamo visto anche dalla clip che ci ha preceduto, è uno sport che adesso si è radicato veramente fortissimamente nel Veneto. Credo sia stata un'annata straordinaria, e non solo per i successi, perché io non sono qui oggi perché lo faranno tutti quelli che verranno dopo di me a celebrare dei successi straordinari, ma perché credo che la realtà fortissima di tutte le società che sono in questo territorio sia quello di guardare soprattutto ai giovani, di guardare soprattutto ai ragazzi e ai settori giovanili, di riuscire a investire su quelli che saranno il futuro sia delle squadre ma soprattutto della nostra società. E questo io credo che indistintamente tutte le società lo stanno facendo con un occhio veramente di attenzione sia per la formazione degli educatori, istruttori e soprattutto per la crescita dei nostri ragazzi. È logico che le vittorie fanno benissimo, perché tutti quanti, quando abbiamo qualcuno a cui aspiriamo, a cui vediamo, a cui facciamo il tifo, è logico che quando vincono ci siamo portati sempre magari a provare a fare un canestro in più piuttosto che una schiacciata in meno. E quindi questi successi sono fondamentali. Io vi auguro una bellissima serata di sport, vi auguro soprattutto un'annata straordinaria, magari meglio di questa, però forse sarà molto difficile. Grazie a voi. Siamo qui per omaggiare dei grandi campioni e siamo qui per omaggiare anche dei piccoli campioni, perché poi andremo veramente a premiare tutte quante le nostre società che nel Veneto si sono vestite nell'arco della stagione. È veramente un Veneto tricolore, è stato un anno importantissimo per la nostra società, è stato un anno importantissimo anche per la nostra federazione, perché abbiamo potuto ospitare qui le nostre due nazionali
un gigante con i piedi d'argilla e se non continuiamo a investire in maniera importante e anche in maniera decisa sulle nostre società di base, non si potranno avere poi più quei successi magnifici che ci sono stati questa stagione. Io lo credo profondamente, lo credo tutto quanto il nostro consiglio e quindi il mio applauso, il mio ringraziamento da tutti quanti a quei dirigenti, a tutti quanti quei tecnici che in modo quasi volontario, perché questo è, se non con piccoli rimborsi spese, fanno la nostra attività e ci permettono di avere quasi 4.000 tesserati qui in regione, 300 società e poter fare la bellezza di 12.000 gare che vengono gestite da questi signori che sono qui seduti in mezzo a voi.
dirigenti delle loro società, dei loro territori, figure importanti anche a livello federale per la nostra federazione. E intanto salutiamo anche, ci ha raggiunto il consigliere federale Paolo De Angelis, tra le autorità sportive presenti questa sera. Lo ringraziamo per essere presente appunto al Galà del Basket Veneto. Complimenti dunque, grandi dirigenti anche fisicamente,
Solo qualcuno. Brava, non vedo far scendere, non vi preoccupare. Allora andate pure al centro, così facciamo una foto tutti assieme. E grazie per tutto quello che fate. Andate pure avanti, mi sento piccola. Grazie ragazzi, allora Roberto vieni qui perché abbiamo donato da dare alla nostra meravigliosa Mara in questo servizio spettacolare. Ciao. Eccola qua, ti daranno ora l'omaggio da consegnare a Mara per la passione e l'impegno che quotidianamente mette nelle diffusioni del basket. Grazie a Mara Terrizzi. Grazie ragazzi, giusto bene, potete andare in cammino per la prossima stagione. Ciao ragazzi, grazie a tutti. Complimenti ancora. Ciao. Allora, come ricordava la nostra vicepresidente federale, domani c'è un appuntamento di una certa importanza, alle 14:30, però nonostante da qua la platea sia un po' al buio, vorrei fare una prova, un piccolo gioco. Alzi la mano chi sui social per una volta in queste ultime settimane non si è lasciato sfuggire un piccolo commento dicendo ma come mai non ha portato Tolutto, oppure perché ha tagliato Moraschini, oppure ha preso il figlio, l'ha raccomandato, poi quando l'ha tagliato perché così fa vedere che non era raccomandato e perché poi ha mandato via Radori. Perché? Perché siamo un popolo di ammiratori, di poeti, di santi e di allenatori di qualsiasi sport, anche nel basket, perché come diceva un grande maestro Sergio Tazzer, il basket è uno sport per persone intelligenti, se non ci arrivi lascia perdere. E quindi giustamente gli allenatori sono delle figure di straordinaria importanza, perché dal settore giovanile, abbiamo già premiato il basket, fino all'attività senior hanno un ruolo inizialmente di educatori, insegnano o dovrebbero insegnare fondamentali e poi grazie alle loro capacità le squadre a livelli più alti ottengono dei risultati importanti. Per questo il Comitato regionale Veneto ha istituito due premi. Uno è dedicato a una grandissima figura, quella di un grande allenatore che ha allenato sia a livello femminile sia a livello maschile, Mario De Sisti, che ci ha lasciato, e allora invitiamo il Presidente regionale del CNA, Andrea Ferraboschi, a spiegarci, introdurci le motivazioni che hanno portato ad assegnare questa edizione del premio Mario De Sisti, che è per l'allenatore che svolge attività senior. Poi abbiamo il premio Gigi Di Massico, però l'unico non è presente chi deve ritirare, che invece ricorda un'altra grande figura ed è per l'attività giovanile, per i tecnici che svolgono l'attività giovanile. Allora, sono due i premi che appunto consegniamo, uno è quello dedicato a Gigi Marsico e in quell'occasione porto anche i saluti di Claudio Marsico, che è il figlio, che anche lui purtroppo come me è rimasto bloccato in autostrada. Veniva da Venezia e purtroppo non ha potuto presenziare, è tornato indietro a metà strada e vi porto naturalmente i saluti. Mi fa piacere perché ogni anno è presente a questa premiazione, un premio importante, quello di Gigi Marsico, una figura storica del nostro settore, del nostro ambiente, per quello che ha trasferito e ci ha donato come allenatore negli anni precedenti. E la figura che abbiamo a premiare è quella di Filippo Osellame, che invito anche a salire sul palco. Premio Gigi
cosa dire, siamo contenti di aver vinto questo 10° scudetto. Abbiamo costruito una nuova squadra con giovani ragazzi e speriamo di continuare così. Poche parole trasmando da occhi di tigre per il corso. Almeno meglio imparerà ancora meglio perché ci sono i traguardi europei, giusto coach? Allora ragazzi, devo dire, bellissimo il video che abbiamo visto, insomma la celebrazione. Poi c'era quella bambina, un bambino, devo sapere chi era, il bimbo, la bimba piccoletta. La nipote di una nostra compagna di squadra. Beh, devo dire, una foto bellissima. Che sensazione vi ha dato? Insomma, cosa mi fa sentire essere delle atlete così importanti? Ci sono varie emozioni, perché ovviamente la cosa più importante, al di là del contributo che dai in campo, è l'esempio che dai a tutte le giovani. E noi come famiglia abbiamo un bel settore giovanile, sono felice che ci sia una squadra che ha vinto un campionato regionale lo scorso anno e devo dire che loro sono un esempio appunto che comunque col duro lavoro e con il sacrificio di ogni giorno e anche col sorriso sulle labbra si possono ottenere dei risultati. Bravi ragazzi, ma non solo, anche il fatto che ognuno
No, dobbiamo cercare di limitare i loro punti di forza e i loro giocatori chiave, perché comunque sono una squadra molto lunga e ogni partita stanno dimostrando che ogni giocatore può fare la differenza. Oh yeah. Yo, let's do this. Now picture homie rolling. Let me offer my condolence. You don't know just how I'm doing. And the silence golden broke cause they know him for talking fluent. Got him under the influence, the truest, talking to him. But a Kanye ego bumping him out music, I'm eschewing. I just flew in for the day, gonna have to get explicit. I got love for rappers like I do for my fucking ex-bitches. And I got that pass, though, I'm gonna ask permission if I could kick it. Checking the repertoire, I got that rep on par with the best who did it. Let's get it how I'm living. Shout out to the ones that with them. Think that I wanted to reign from it. The last team stand is amazing. I'm honored. I'm honored. It's amazing. That's it. No way. That's it. It's amazing. Sport is bound to be iconic, baby, you got it. Let me get that love and that's 100, checking the proof on it. When I'm in the spot and I catch the feeling, raising the roof on it. You know that we going to the head. Hey, yeah, y'all ain't ready. Light up the whole damn city. Whoa, 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 nah, nah. È una grande emozione. Mia figlia quasi un anno oggi. Siamo vincere lo scudetto. Contava tantissimo la difesa e anche oggi siamo riusciti a tenerla a 61 punti, quindi complimenti alla squadra. Sono felicissimo per questo successo, sono felice per questa città. You know I did it for Detroit, that's why they see me hustle hard. I got the drive and muscle cars and work ethic on my father. Y'all respect him cause you gotta, love to hate him but you ought to know you gotta give him props for the way he kept on riding now. Oggi è stato un giorno speciale perché siamo andati subito sopra di 20 e siamo riusciti a mandare via l'ansia, che è una delle cose fondamentali da mandare via. 2 anni dopo l'abbiamo fatto a casa nostra, questo è il premio per tutti. E poi abbiamo fatto dei playoff giocando tutte le partite possibili con serie molto equilibrate, però ce lo meritiamo. It was very important for us to start the third quarter strong because in previous games they really played well in the third quarter, so thankfully I was able to make some shots and create some distance. I got nothing but love and respect for Bennett. We had 3 really tough series this playoff, and they came out and supported us the whole way. It was big to take back home court and to win in this atmosphere, to win in this crowd. It's amazing. I can't ask for nothing more. I got a great team, great coach, great ownership. I love it. Y'all ain't ready. Light up the whole damn city. Whoa, 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 nah. Let's go. I know y'all hear me. Show love when I'm in your city. Whoa, 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 nah, nah, nah. Siamo stati, credo che questo scudetto sia un capolavoro, ma non per elogiarsi, ma per il lavoro fatto dietro, il coraggio delle idee, la perseveranza nei giocatori, la qualità che abbiamo mostrato in tutti questi playoff, la coesione. È un capolavoro per questo, veramente complimenti ai ragazzi, hanno fatto un playoff clamoroso.
cimentarmi ancora in quello che è stata la mia passione di tutta la vita, è qualcosa di inspiegabile. Lo scudetto che abbiamo vinto pochi mesi fa penso sia più difficile rispetto al primo, perché il primo è arrivato un po' così, non ci aspettavamo, il secondo invece abbiamo costruito una squadra che aveva non le caratteristiche per poter arrivare in fondo, perché sappiamo Milano che è una squadra, però come diceva prima Walter, una squadra che aveva forse qualcosa in meno, ma qualcosa in più sicuramente, una coesione, un gruppo, una squadra che poche volte nella mia carriera da giocatore e da dirigente ho visto. Infine Davide, è chiaro che da tua parte è qualcosa che ti rimane dentro sicuramente. Allora chiediamo a Davide per Baba adesso a battere contro uno senza problemi. No, non vuole neanche provare. No, mica la fatto bene, se mi dà un metro Comunque è stata una bellissima esperienza, poter disputare gli europei e soprattutto la mela di bronzo che è venuta con la metà, è stato fantastico. Valerio era il 22 giugno e la temperatura era un po' meno confortevole di qua da Lierzo. L'auspicio è non solo di fare il bis, ma anche che finalmente ci sia un impianto adeguato sia dal punto di vista climatico ma anche per le aspettative della piazza, perché insomma è un campo, un palazzo che è troppo piccolo per i risultati che ottiene la Lega. Guarda, è stata dura perché da fuori a guardare, anche per quello che C'era l'altro tifoso vestito con la maschera da sud addirittura. Sì. Però ci stiamo lavorando, adesso stanno mettendo l'impianto di aria condizionata, per cui sarà super confortevole. Anche per voi soprattutto. E per questo dovremo arrivare alla fine anche nei prossimi playoff e goderci l'aria condizionata. L'abbiamo lasciato per ultimo quello che in ciclismo si dice l'enfant du pays, ragazzo di Vigo d'Azzare, una famiglia di cestisti, 3 fratelli, tutti che hanno ottenuto risultati ad altissimo livello, il papà che allena, dirigente. Vorrei ricordare con un applauso anche lo zio Luigi, che poco prima di lasciarci conquistò la promozione UCI e quindi vincere praticamente a casa propria è quanto bello. Sì, buonasera a tutti intanto, rivedere anche queste immagini è un'emozione ogni volta che vedo questo video e entrare nella storia della pallacanestro di questa società è una cosa unica e quindi per me è stato veramente un onore. Poi vincerlo in casa, quindi rappresentando un po' la mia città, la mia regione Veneto è una cosa ancora più bella, perché come diciamo sempre siamo dei campioni dentro al campo, sul titolo non c'è anche fuori dal campo con tanti ragazzini che tutti i giorni ti guardano, si ispirano
Io posso dirlo perché l'ho vissuta, non vorrei dire sempre, ma quando potevo, e è stata veramente una bella esperienza. Non sono mica divertiti, ma abbiamo fatto tanto per averla, ma solamente bello guardare. Grandiosi ragazzi, facciamo un giro veloce di nomi, giusto per conoscere i nostri nomi, vediamo anche delle belle ragazze che nota la rappresentata. Come? Grandiosa, ve lo passate tra di voi ragazzi? Giovanni, il capitano? Amisa, grandioso? Pedro. Sara. E allora, grandiosi ragazzi,
con l'uscita di Samuele Amenta e l'ingresso di Giovanni Ferretti, con l'abbraccio con coach Enrico Gilardi e di tutto il Palasport di Salsomaggiore, pronto a celebrare i successi della Lombardia per quanto riguarda le ragazze e quello del Veneto per quanto riguarda le selezioni maschile. 46 secondi alla fine, ancora Munari, incrementa il suo bottino, più 40, 93-53, 40 secondi alla fine. Ferretti per Cecchini che palleggia contro Oblubek, Cecchini fino in fondo, a segno. 55esimo punto per il Lazio con Cecchini che sale a quota 9 nella sua partita. Applausi per il Veneto che vince il Trofeo delle Regioni 2019 e raggiunge il Lazio nei successi in questa competizione. Per la quarta volta la formazione veneta trionfa nel TDR e lo fa quest'anno battendo 93-55 il Lazio. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shadows and kicks in my face, but I've come through. And I need to go on. Che si sono passati molto la palla, che si volevano bene
Piazza Regione Lombardia, finta di passaggio, tripla 1 contro 1 con Recanati, bello lo schiacciato per uno di Gregori, che va Franceschi che si invola in contropiede con il contatto, la stoppata di Frustacci, Costa Masnaga, Frustacci ancora palla in post up per Spinelli, viene trattenuta ma non ce n'è, Colognesi, Ballossi si arresta, tira da 2 punti, ancora Recanati, 1 contro 1 contro Ballossi, Costantini tanto per la Reyer, subito 1 contro 1 contro Grattini, contropiede ancora fuori per Costantini che vede liberissima Madera per a piedi estremamente veloci Meldere, periodo punteggio un po' che sta subendo uno stallo alla messicana, bellissima in 2, Frustacci però si invola, sfrutta la sua velocità di Bano, corre però magistralmente in contropiede la Reyer, il taglio di Madera che usa per l'ennesima volta Recanati per Camporeale, Costantini ancora per Meldere, Madera contro Silvia Colognesi, ancora Meldere per Camporeale che attacca Discacciati per Panzeri, Ricciolo di Discacciati che non viene servita da Villa che però ha spazio, e Meldere, gioco a 2 alto basso sfruttato da Gregori, suo 6º punto personale Balossi sul blocco di Colognesi, cerca di rollare Colognesi, prende però cambio di mano frontale, si arresta, alza la testa, usa il perno, bello il tiro di Matilde Villa, Ierino, grande Chiara Grattini, stava provando a portare un blocco che avrebbe steso Villa in caso di contatto, Madera con contatto, Recanati a metterle pressione, Leonora Villa era fuori dall'arco dei 6,75, Colognesi, Leonardi lungo per Grattini, pick and roll con Camporeale, Matilde Bianchi va dentro, Camilla Levi gioca a 2 con Spinelli, si arresta, prende il jump, sfrutta il blocco di Spinelli che si coordina, bello il taglio di Leonardi, nulla di fischiato, con molta calma la Reyer, Leonardi ancora per Madera che dà ultimo quarto per Costa Masnaga, piazzato da 3 punti, Recanati per la tripla di Gregori che
Sì, allora grazie.